radiolibertà.net. Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio giornalistico che assegna per Radio Libertà ogni giovedì il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono, e anzitutto saluto tutti voi e i vostri ascoltatori. Bentornato su Radio Libertà. Allora, questa settimana, diciamo, al confine tra cronaca politica e cronaca giudiziaria ne ha sfornati di Bamba. Noi chi abbiamo scelto? Sì. Però non abbiamo avuto dubbi nell'assegnare il premio Bamba a Conte, Certo. il capo dei grillini, diciamo, no? Il quale negli ultimi tempi si sta rivelando veramente una banderuola. La cosa che più ci impressiona è il fatto che in questo momento sia sotto processo il nostro caro Salvini. Certo. Voglio ricordare che Salvini fu ministro con Conte, presidente del Consiglio, quindi erano soci in un certo senso. Ebbene, adesso che il povero Salvini è sotto processo, un processo ridicolo perché non ha commesso alcun reato, ebbene Conte invece sta dalla parte degli accusatori, ma con una veemenza che sinceramente sarebbe degna di qualche altra causa, che evidentemente Conte non riesce a percepire. E quindi continuano gli attacchi di Conte al povero Salvini, dicendo che è colpa sua la faccenda della famosa nave che rimase al porto per non far sbarcare tutti gli extracomunitari che arrivavano. Tra l'altro devo segnalare che su quella nave quelli che non stavano bene sono stati fatti scendere tutti quanti e sono stati curati, e quindi non esiste nessun stato di abbandono. Inoltre la nave è una nave spagnola e doveva andare in Spagna a portare chi aveva raccattato il mare, invece no, avevano scelto l'Italia e naturalmente Salvini si opponeva. Mi sembra un atteggiamento logico e giusto. E invece l'hanno messo sotto processo e ci sarà, non so esattamente quando, la sentenza. Il povero Salvini rischia, secondo l'accusa, addirittura 6 anni di galera, e Conte esulta perché lui è convinto che la condanna arriverà. Noi siamo convinti invece che verrà assolto perché non ha commesso assolutamente nulla di grave, anzi è stato bravissimo nel gestire la faccenda. Però Conte insiste. Tra l'altro non si limita ad attaccare Salvini, attacca anche il padrone del partito, che è Grillo, che tutti ricorderanno è stato il fondatore di questo partito sgangherato. Ebbene, il povero comico preso di mira da Conte in una bega che naturalmente riguarda il possesso del partito. Noi stiamo dalla parte di Grillo, se non altro che ogni tanto ci fa ridere, mentre Conte ci fa assolutamente piangere, perché noi non possiamo avere un politico che è una specie di banderuola che pensa solo ai casi suoi e non ai casi degli italiani. Beh, tra i due con la pistola alla tempia starei anch'io dalla parte di Grillo tutta la vita. Ti volevo regalare 2 perle, 2 distillati del Conte pensiero, perché sono veramente, secondo me, molto indicativi. Il primo, la prima frase la disse quando presentò il programma da neo premier del governo giallo-verde. La seconda la disse parlando del caso Sea-Watch, che era affine ovviamente al caso Open Arms, perché era la stessa dinamica, no? Allora, la prima frase è questa in aula, metteremo fine al business dell'immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello della finta solidarietà. La seconda frase è quello della Sea-Watch e di Carola Rackete è stato un ricatto politico sulla pelle di 40 persone.
Ma cos'è successo dopo? Cioè Evidentemente ha avuto un cortocircuito mentale e adesso è diventato peggiore di quanto noi potessimo immaginare. Non che il suo governo sia stato, diciamo, esaltante, però insomma quando diceva queste cose ci rincuorava perché rifletteva un po' il pensiero degli italiani, e invece adesso ha cambiato ed è diventato come uno del PD qualunque, e fa questi discorsi che sono assolutamente fuori luogo e che contrastano non solo con la realtà ma anche con se stesso, con quello che lui è stato. Quindi più bamba di così si muore. Sì, ha esplorato stadi sconosciuti del concetto di bamba. Ti volevo chiedere, non c'è una componente anche ovvio che noi siamo una radio politica, parliamo anzitutto di politica, però mi sembra che in questo caso ci sia una componente, diciamo, prepolitica umana, c'è una pavidità umana di Conte, che era primo ministro anche sul caso Open Arms, e che, come dire, fugge, abbandona un suo ministro in pasto no, alla mannaia giudiziaria, insomma, non c'è una questione anche umana, ecco? Infatti il punto è proprio questo, è che Salvini era un suo ministro, faceva parte del suo governo, hanno governato insieme bene o male, ma più male che bene, comunque collaboravano, erano amici e sedevano sulle stesse poltrone del governo, e all'improvviso Conte sembra impazzito e adesso va contro Salvini, cioè contro uno di quelli che furono suoi. È una cosa veramente vergognosa. Noi a Conte dovremmo segnare una super bamba, perché uno peggio di lui sinceramente è difficile trovarlo, anche se il nostro panorama politico ha delle offerte di cretini che abbondano. Sì, però lui ha alzato l'asticella, indubbiamente. Molto bravo, sì. Mi viene da dire, un bamba vero, che non c'è solo il doppiopesismo di Conte, che è palese perché, come hai detto tu, è in contraddizione con se stesso, c'è un doppiopesismo anche del sistema, diciamo, probabilmente anche del sistema giudiziario, perché cito solo il fatto che il governo Conte 2, che era quello appunto tra Movimento 5 Stelle e PD, aveva come ministro dell'interno la Lamorgese, che più volte tenne in mare delle imbarcazioni di migranti più dei giorni in cui, no, che Salvini tenne in mare l'Open Arms, cioè anche ci sono casi di navi rimaste 13, 14, 15 giorni, no, prima che la Lamorgese sbloccasse la situazione. E no, non so come dire, perché Salvini lo vogliono in ceppi e la Lamorgese nessuno l'ha tirata in ballo. Ma qui il sospetto è che ci sia un odio personale che deve essere scaturito nel corso degli anni, perché in effetti, come dici tu, erano soci e oltretutto Salvini non ha fatto né di più né di peggio di quello che hanno fatto i suoi predecessori, quindi anzi ha cercato di mettere un po' di disciplina negli arrivi degli invasori, io li chiamo invasori, e quindi andrebbe premiato, e invece lo processano. Siamo di fronte a una situazione che non è comica ma è tragica. Sì, o tragicomica quantomeno. Senti, esco un secondo, diciamo, dai contorcimenti mentali dell'avvocato di Voltura Rappula, per allargare un secondo lo scenario. Io però vedo che in tutta Europa, anche in tutto l'Occidente, dei leader anche non di destra ragionano sulla tutela delle frontiere, no? Scholz in Germania, in Spagna Zapatero addirittura fece sparare sui barconi ed era l'idolo delle sinistre nostrane. In America dicono tanto di Trump, ma il muro col Messico lo costruì Bill Clinton. Cioè, perché solo in Italia sei un bieco fascista se pensi che esista ancora il concetto di confine? Sì, questo è assolutamente vero, perché noi siamo dominati da una sinistra ex comunista che ha cambiato i simboli, diciamo, del partito, ma sono rimasti comunisti e come tali si comportano, e quindi per loro conta solo fare la guerra al governo, fare la guerra ai partiti che non sono di estrema sinistra. Questo credo che sia il punto. Mentre invece in Europa si bada di più agli interessi della nazione, mentre a Conte degli interessi della nazione non interessa niente, e lo ha dimostrato varie volte, in questo caso addirittura in modo clamoroso.
Sì, è vero, questo è molto italiano, questo, no? Il particolare al posto dell'interesse nazionale, sostanzialmente. Infatti è così, purtroppo è così e se lo dobbiamo subire ancora, e anzi lui rischia di diventare il padrone del partito e quindi continuerà a fare dei danni mostruosi. A questo proposito mi ha divertito tantissimo che in questa lite ormai, no, senza frontiere, appunto, con Grillo, si minacciano tribunali, eccetera, lui a un certo Sì. punto se ne sia uscito: no, ma non ho niente contro Grillo, ma neanche lui può turbare il processo costituente in corso nel Movimento 5 Stelle. Ma cosa diavolo è il processo costituente? Appunto, non si capisce, è già costituito il partito, l'abbiamo già assaggiato, quindi tutti sappiamo come funziona, cosa vuole, anzi tutte le stupidaggini che ha combinato e che intende combinare le conosciamo perfettamente. Quindi veramente siamo di fronte al delirio, il delirio di Conte, altro che avvocato degli italiani, è il PM degli italiani. Sì, e c'è una differenza non da poco, non da poco. E per ultimo volevo chiederti questo, dal tuo punto di vista, qual è la vera partita in gioco rispetto a un controllo dei flussi migratori? Cioè bisognerebbe fermarli a monte, non farli partire, fare più controlli, appunto, non farli approdare. Qual è secondo te la chiave vera per affrontare questo fenomeno? Guarda, io sono convinto che se tu per 2 volte non ricevi una nave di questi signori, dopo che la terza non parte. È chiaro, ma bisogna avere polso, bisogna essere sicuri. Arriva una nave e vuole sbarcare, non la fai sbarcare. Poi ci sarà polemica, qui questi poveretti noi non li aspettiamo, ma caspita siamo inondati dagli stranieri e con quello che combinano anche sul piano, diciamo così, del comportamento. I reati li compiono non solo loro ma soprattutto loro, quindi avremo delle motivazioni molto forti per non riceverli e se tu non ne ricevi uno, non ne ricevi due, il terzo non parte. Beh, mi pare saggio, ovviamente poi devi tenere il punto politico rispetto, no, all'isteria. Questo è il punto, perché noi abbiamo una sinistra che, come è noto, fa il tifo per gli immigrati, salvo poi abbandonarli, come è stato nel governo precedente, abbandonarli al loro destino, perché quando arrivano in Italia non hanno un lavoro, non hanno un soldo e quindi come fanno per campare? Sono costretti a delinquere, a dormire per strada, a fare i loro bisogni nelle aiuole e tutto questo disturba la nostra società, è evidente. Certo, c'è anche un certo cinismo della sinistra, ecco, che li sventola un po' come figurine, ma poi nei fatti... Sì, è un cinismo travestito da buonismo che provoca solo dei danni. Indubbiamente. E l'avvocato di Voltura Rappolo è stato uno dei massimi rappresentanti di questa ottica dannifera. Direttore, ti ringrazio come sempre di essere stato con noi. È stato un piacere e saluto tutti gli ascoltatori. A giovedì prossimo. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.